Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Dilagano le truffe agli anziani. Nel messinese è messo in atto un piano con un doppio raggiro. In manette un 21enne catanese. Al telefono con la vittima si era finto carabiniere. La Stidda si riorganizzava e voleva eliminare un ex pentito. 3 gli arresti a Vittoria. Sequestrate armi e munizioni. Il ponte sullo Stretto, conclusa oggi la fase informativa negli sportelli espropri. Da lunedì attivo un cassetto virtuale per facilitare le comunicazioni tra proprietari e la società Stretto di Messina. I cantieri PNRR in Sicilia fermi o a rilento, alle imprese mancano 15.000 operai specializzati, l'allarme dei costruttori. Buco da 9 milioni alla RAP di Palermo. Sull'azienda di raccolta dei rifiuti incombe il rischio di un nuovo fallimento. Buon compleanno a Pippo Baudo, l'icona della TV nazionale compie 88 anni, i primi passi di una lunghissima carriera mossi da Antenna Sicilia. Catania Etna Comics, Festival del fumetto, del gioco e della cultura pop, omaggia il mitico Paperino che festeggia 90 primavere all'ombra dell'Etna. Calcio, Dionisi è il nuovo allenatore del Palermo, con lui in rosanero anche il DS De Sanctis. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale occupandoci di un fenomeno piuttosto dilagante, quello delle truffe agli anziani. Un ennesimo caso arriva dalla provincia di Messina. La tecnica è stata quella di organizzare una sorta di doppio raggiro, ma sentiamo i particolari nel servizio di Francesco Triolo. Un doppio raggiro per portare a termine una truffa ad un'anziana, ma per un 21enne catanese è andata male perché a distanza di un paio di settimane è stato identificato ed arrestato dai carabinieri di Patti con l'accusa di truffa pluriaggravata. La vicenda risale allo scorso 14 maggio, quando il giovane con una telefonata si è finto un maresciallo dei carabinieri della stazione di Gioiosa Marea ed ha comunicato ad una donna che la sorella, residente all'estero, aveva investito un pedone ed era necessario un risarcimento. Così la donna ha raggiunto il punto indicatogli per la consegna mentre continuava a parlare al telefono col sedicente maresciallo, sino a che, dopo oltre un'ora dall'altro capo del telefono, hanno interrotto la chiamata all'improvviso. Insospettitasi, la donna ha contattato la stazione dei carabinieri di Gioiosa per chiedere notizie della convocazione, ma scopriva che non c'era nulla di vero. Contemporaneamente l'anziana madre, rimasta sola in casa, riceveva un'altra telefonata che gli preannunciava l'arrivo di un consulente del tribunale per la consegna del denaro necessario al risarcimento. Il truffatore ha così indotto la donna a consegnarle 300 euro in contanti e diversi oggetti preziosi per un valore di 7.000 euro. A quel punto è scattata la denuncia e le indagini che attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso di identificare il giovane e il veicolo utilizzato per il crimine. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati dal 21enne catanese 2 cellulari e gli indumenti utilizzati durante il raggiro. L'organizzazione criminale della Stidda si riorganizzava e voleva eliminare un ex pentito. 3 gli arresti oggi a Vittoria, sono state sequestrate anche armi e munizioni. Tonino De Mana. Si stava riorganizzando a tal punto da prevedere l'eliminazione fisica di alcune persone. Una di queste doveva essere Roberto Di Martino, 62 anni, ritenuto in passato un esponente del clan dominante Carbonaro, rimasto ferito il 25 aprile scorso con colpi d'arma da fuoco a Vittoria. Un duro colpo alla Stidda è stato inferto però dalla polizia di Ragusa su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catania. 3 le persone finite in manette: Biagio Cannizzo, 51 anni, Raffaele Giunta, 62 anni ed Alessandro Pardo, di 48. Ai primi 2 è stato contestato anche il tentato omicidio di Di Martino, uscito dal programma di protezione nel 2021. L'associazione criminosa, come detto, aveva come obiettivo l'uccisione di alcuni soggetti per vendetta o per consolidare, questa l'ipotesi investigativa, il controllo esclusivo degli affari illeciti su Ragusa, Vittoria e dintorni. Nel corso dell'indagine, gli investigatori della squadra mobile hanno sequestrato un ingente quantitativo di armi e munizioni, anche da guerra, che gli associati erano pronti ad utilizzare
approfittare per compiere anche estorsioni. Cannizzo, Giunta e Pardo sono stati rinchiusi nel carcere catanese di Bicocca. Un pensionato di 76 anni, Ferdinando Bentivegna, di Canicattì, in provincia di Agrigento, è morto dopo che questa mattina in contrada, firriato, cercando di pulire il suo terreno, ha appiccato il fuoco alle sterpaglie. Non è riuscito a governarlo e le fiamme lo hanno ucciso. Non sono serviti a nulla i soccorsi richiesti dalla moglie. L'anziano, quando i pompieri e i carabinieri sono giunti sul posto, era purtroppo già deceduto. Ed è stata estubata anche la bimba di 3 anni che lo scorso 23 maggio è stata coltellata insieme al fratellino di 6 anni e la madre dal padre, il meccanico di 35 anni di Cianciana. La bimba era stata operata alla mandibola dai medici della chirurgia plastica del Civico di Palermo. Mentre le condizioni del fratellino migliorano, quelle della bimba restano purtroppo comunque critiche. La bambina dovrà subire almeno un altro intervento chirurgico. Il ponte sullo Stretto. Si è conclusa oggi la fase informativa negli sportelli espropri di Messina. Sono state circa 600 le richieste di chiarimenti da parte di proprietari delle case che verranno demolite. Giusy Lazzara. 2 mesi per chiedere chiarimenti. Si è conclusa la fase informativa negli sportelli espropri aperti l'8 aprile dalla società Stretto di Messina in vista della realizzazione del ponte negli uffici comunali di Messina e Villa San Giovanni. Così i proprietari delle case che verranno demolite hanno potuto accedere alla documentazione del piano espropri e di sollevare osservazioni. Nello sportello messinese della Palacultura e nei locali della ex pretura di Villa San Giovanni sono state 600 le persone che hanno chiesto di sapere quale l'iter burocratico da seguire. Le domande più frequenti riguardano la procedura espropriativa, i criteri per la determinazione delle indennità e le tempistiche. La società Stretto di Messina ha annunciato anche che lunedì 10 giugno sarà attivato il cassetto virtuale, uno strumento utilizzabile su base volontaria finalizzato a digitalizzare lo scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare così l'accesso agli atti dei destinatari nelle procedure legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I titolari di immobili potranno manifestare la volontà di richiedere l'attivazione e l'utilizzo attraverso un form che sarà reso disponibile sul sito della società Stretto di Messina. Per venire incontro a chi vorrà utilizzare il cassetto virtuale, un servizio di help desk informatico al numero verde 800 76 64 72. E questa mattina una delegazione del Comitato Spontaneo degli Agricoltori di Valle d'Olmo ha consegnato più di 200 schede elettorali presso la sede del Comune in segno di protesta. L'intero comparto agricolo, spiegano, continua a non ricevere le giuste risposte dalla politica per fare fronte alla ormai conclamata crisi del settore. Pertanto gli agricoltori e gli allevatori depositano la propria scheda elettorale scegliendo di non andare a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. Le opere finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono a rischio in Sicilia. Le imprese non trovano personale, mancano all'appello, pensate, ben 15.000 operai specializzati. Manlio Viola. Appalti e costruzioni per infrastrutture ed opere del PNRR al palo in Sicilia. Nell'isola le imprese che hanno vinto le prime gare europee per la realizzazione dei progetti importanti non trovano personale. Sono circa 15.000 gli operai che servirebbero per far marciare i lavori, ma il personale appunto non si trova, non c'è. I cantieri sono fermi o procedono a rilento con il rischio di dover restituire 3 miliardi e mezzo già stanziati con il piano di ripresa e resilienza per le ferrovie, la ristrutturazione degli ospedali, la creazione delle case di comunità, l'edilizia scolastica, le infrastrutture idriche. L'allarme lo lancia il collegio dei costruttori, l'ANCE, per bocca del suo presidente regionale Santo Cutrone. Le imprese si rubano il personale a vicenda in attesa che WeBuild formi nuovi operai specializzati, ma i tempi sono troppo stretti. Il PNRR chiude alla fine del 2026, le opere non saranno quindi finite. Non ce la faremo mai, dice Cutrone. La sfida più impegnativa è sul fronte ferroviario, la tratta Palermo-Catania finanziata con 1 miliardo e 440 mila euro e l'elettrificazione della
della linea Palermo-Trapani con 270 milioni. A Trapani sono 60 milioni previsti dal PNRR per i cantieri, diverse ditte sono ferme. Nelle altre province le opere sono state avviate ma si procede a rilento. 149 milioni per le opere a Palermo, 379 a Catania, 343 a Messina, a cui si aggiungono 550 milioni fra centrali operative, territoriali, infrastrutture idriche e ciclovie nei comuni. E al momento all'orizzonte non ci sono soluzioni. Le liste d'attesa in sanità sono certamente una piaga, troppo lunghe, ma per il ministro Nordio la colpa è dei medici che prescrivono esami inutili, immediata la levata di scudi. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Le liste d'attesa, è vero, sono lunghe. Il ministro della giustizia Carlo Nordio non lo nega, ma attribuisce buona parte della colpa ai medici che prescrivono esami che, sostiene Nordio, in molti casi potrebbero essere evitati, somministrati esclusivamente per cautela. Si parla di medicina cosiddetta difensiva. Immediata arriva la levata di scudi da parte dei medici di famiglia che accusano gli specialisti. Purtroppo noi veniamo sempre chiamati in causa solo ed esclusivamente per tutti quegli accertamenti, quegli esami che vengono suggeriti molte volte inappropriatamente, sempre per il motivo della medicina difensiva, da parte dei colleghi ospedalieri e specialistici. Per il dottor Antonio Palermo il vero problema va ricercato altrove. Il vero problema è la carenza del personale medico all'interno degli ospedali, quindi dover dire alla popolazione, agli utenti, che la colpa delle liste d'attesa è dei medici mi sembra veramente una notizia inappropriata. Per quanto riguarda la medicina difensiva, manca una legislazione a protezione del dirigente medico, del professionista medico che lavora in ospedale. La politica dovrebbe impegnarsi a proteggere meglio e a pagare meglio il medico. Su questo ultimo punto concorda il ministro Nordio. La legge va cambiata, riducendo la responsabilità dei medici sia nella diagnosi che negli interventi operativi. Incombe il rischio di un nuovo fallimento sulla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Il bilancio 2023 è stato chiuso con un passivo di 9 milioni, ben oltre il capitale sociale dell'azienda. Il servizio. Perdite per 9 milioni di euro. Chiude con un passivo importante il bilancio 2023 di RAP, l'azienda partecipata che si occupa dei rifiuti a Palermo e non soltanto, e che gestisce la discarica di Bellolampo, l'unica pubblica dell'isola. Una chiusura di bilancio che rappresenta un allarme per l'azienda e per l'intera città. Il passivo di bilancio infatti supera di molto il capitale sociale, che si ferma poco sotto i 6 milioni. Una condizione che, se si trattasse di un'azienda privata, sarebbe presupposto per una istanza di fallimento. Una condizione che ricorda la vicenda di Amia, l'azienda che precedeva RAP negli stessi compiti, dichiarata fallita oltre un decennio fa sotto il sindaco Leoluca Orlando e sostituita proprio con la Newco RAP. Per venire a capo sarà necessario rimpinguare il bilancio con una ricapitalizzazione. Insomma, o si trovano i nuovi soci o il comune dovrà mettere mano al portafoglio per non rischiare di lasciare la città senza un sistema di raccolta. Le buone notizie per RAP arrivano invece sul fronte delle assunzioni. All'ingresso già avvenuto dei 46 nuovi autisti si aggiungerà l'arrivo di 106 operatori ecologici, ma il rischio è che il comune stoppi tutto proprio per i guai economici. C'è l'esigenza, dice il sindaco, che l'azienda sottoponga il piano al socio unico comune di Palermo, un primo segnale di commissariamento indiretto, e intanto sull'azienda incombe anche l'inchiesta della procura di Catania e tutte le difficoltà di raccolta e smaltimento, e i rifiuti continuano a restare in strada. Maggiore sicurezza per i pedoni a Catania con l'attivazione dei semafori intelligenti. Entreranno in funzione dal 10 giugno e saranno attivi tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e viale Odorico da Pordenone. Ad annunciarlo oggi il sindaco Trantino in diretta nel nostro Focus, ma sentiamo di che cosa si tratta. Sono delle telecamere che si attivano nel momento in cui qualcuno dovesse passare col rosso e quindi non rispettare il divieto, e automaticamente registrano l'infrazione e provvedono anche alla contestazione con la decurtazione dei punti in patente. Quindi è un ulteriore monito affinché i catanesi rispettino le regole, e anche per questo li distribuiamo nel resto del territorio. In una città che funzioni mediamente non ci sarebbe bisogno di questi semafori, però capisco che la prudenza non è mai troppa.
Dal 10 al 13 giugno l'autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa al traffico su tutte le corsie nel tratto compreso tra i chilometri 25 e 11 dalle 8 alle 16 per lavori e soltanto il 13 giugno dalle 16 alle 24. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell'autostrada. E adesso andiamo proprio a Siracusa, non ci sono case popolari, più di 1200 famiglie sono in attesa di un tetto. Il Comune ha perso un finanziamento di 5 milioni di euro destinato a questo tipo di alloggi. Francesco Aloi. Trovare un alloggio popolare a Siracusa è diventato quasi un miraggio. Sono più di 1200 le famiglie che da mesi e mesi aspettano una casa. Il trend sta salendo sempre, è un'emergenza a Siracusa. Da tanto tempo, troppo, in città non si costruiscono nuovi edifici. Le richieste di una casa popolare aumentano di settimana in settimana. Tra chi è in attesa ci sono anche famiglie con bambini e disabili. I 1200 famiglie che hanno presentato domanda a fine 2023 al 31 ottobre ancora oggi aspettano una risposta da parte dell'amministrazione. Questo edificio a Grotta Santa fino a qualche anno fa era una casa di riposo, poi la chiusura ed il progetto del comune proprietario dell'immobile di creare una social housing. Peccato però che gli oltre 5 milioni di fondi europei sono andati persi. Oggi quello che più salta all'occhio è il degrado. Noi siamo arrabbiati parecchio con questa amministrazione che non è in grado di soddisfare queste esigenze ed è strano perché non sono arrivati a conclusione di questo e ci devono dare conto e ragione. Nei prossimi mesi comunque dovrebbe aprire un'altra social housing vicino alla stazione centrale, ma questa è di proprietà degli ACP. Una piccola boccata d'ossigeno che però non basterà per mettere fine all'emergenza casa. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, ritorniamo tra poco con il nostro augurio di buon compleanno a Pippo Baudo. Seconda parte del nostro telegiornale, tutta dedicata a compleanni eccellenti. Cominciamo da Pippo Baudo che oggi compie 88 anni, ricordiamo i suoi grandi successi in Rai, ma certamente il suo legame immutato con Antenna Sicilia, l'emittente che ha contribuito ad avviare, conducendo peraltro tante trasmissioni di successo, il servizio. Auguri Pippo Baudo. Il Super Pippo, come da tutti affettuosamente viene chiamato, compie 88 anni, un'icona della TV nazionale che non ha mai rinnegato le sue origini. Nato a Militello Val di Catania, era già famosissimo quando collabora all'avvio e con una lunga diretta inaugura Antenna Sicilia. Eccolo accanto a Turiferro, era il 1979. Eravamo tutti sudati, ma eravamo tanto felici. Avevamo fatto forse la più sgangherata televisione del mondo, nella maniera però con un entusiasmo, con un calore, con una partecipazione. Contemporaneamente a trasmissioni Rai di grande successo, su Antenna Sicilia per diversi anni ha presentato il Festival della Nuova Canzone Siciliana, Goli, Siculissimi, facendosi amare ancor di più dal pubblico. Paravà, 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 via. In TV ha esordito negli anni 60, diventando uno dei conduttori maggiori della Rai. 7 voci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d'Onore, 900, tutte trasmissioni di grande successo, e il Festival di Sanremo, di cui è stato direttore artistico per ben 7 volte. Grazie a lui molti artisti italiani si sono fatti conoscere, diventando importanti volti della musica come Milva, Mietta, Anna Oxa. Non solo, ha avviato anche le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Eter Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini. Ma un pezzo di cuore è sempre stato in Sicilia. A Militello ha voluto celebrare il suo matrimonio con Katia Ricciarelli, e poi Catania, dove per tanti anni ha diretto ed è stato anche presidente del Teatro Stabile. E allora auguri Pippo Baudo, buon compleanno. E adesso ci occupiamo di Paperino, che festeggerà 90 anni domenica prossima, che fa un giro alle pendici dell'Etna a bordo di una 500 ispirata a un carretto siciliano. È un po' l'omaggio del magazine più celebre di sempre per la 12ª edizione di Etna Comics. Tra i grandi ospiti oggi Ros Miullan, attore del Trono di Spade. Sentiamo Desiree Ferlito.
Paperino, che compirà 90 anni domenica 9 giugno, fa un giro a Catania a bordo di una 500 Sicilian Style. Sullo sfondo, protagonista indiscussa, l'Etna. Un omaggio alla Sicilia per l'edizione 3576 del magazine più celebre di sempre. L'occasione è quella giusta, la 12ª edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Gli appassionati e i collezionisti potranno acquistare il nuovo numero con la copertina disegnata da Marco Gervasio, storico disegnatore Disney, e creata apposta per l'occasione. È un'edizione speciale con copertina variante in cui c'è Paperino che guida una 313 formato carretto siciliano e sullo sfondo Etna che ci ricorda chiaramente dove siamo, e quindi Catania e Sicilia. E tanta la tua esperienza nel mondo Disney, cosa ti è piaciuto di più disegnare? Beh, lavoro per Topolino da 28 anni e quello che amo di più disegnare è Paperino in versione supereroe, quindi Paperinic. Tra i coloratissimi stand di Etna Comics si innesca l'irriducibile duello tra essere e apparire, tra essenza e immagine, tra finzione e realtà, e famiglie intere interpretano con disinvoltura i loro personaggi preferiti. Tutta la famiglia a Etna Comics? Assolutamente sì, noi siamo venuti pure all'Etna Zero praticamente. Noi eravamo fidanzati e adesso... E interpretate sempre lo stesso personaggio? No. Abbiamo iniziato con un personaggio di nicchia in realtà, Memole. Lei era piccolina, aveva 2 anni, Tata Serena e Nicky, e da lì ci siamo evoluti. Il festival, in programma fino a domenica 9, come sempre al centro fieristico Le Ciminiere, vedrà ancora moltissimi incontri dedicati a fumetti, manga, anime, i cartoni di produzione giapponese, film, giochi e serie TV. Oggi ospite dell'evento l'attore Ross Mullan, noto al grande pubblico per aver interpretato White Walker nel Trono di Spade. Ci fermiamo ancora, una breve pausa, poi il calcio e vi faremo sapere quelle che sono le prime ufficializzazioni nel Palermo Calcio. A tra poco. Dionisi è il nuovo allenatore del Palermo e De Sanctis è il direttore sportivo. L'ufficialità è arrivata dopo settimane di trattative. Marco Gullà. Fumata bianca e prime ufficialità in casa Palermo. Il club rosanero tramite il sito ufficiale ha reso noto di aver ingaggiato Alessio Dionisi come allenatore e Morgan De Sanctis direttore sportivo. Dionisi riparte dopo l'esonero al Sassuolo avvenuto lo scorso 25 febbraio. L'allenatore torna in Serie B dopo 3 stagioni in A con i Neroverdi, ottenendo un 11° e un 13° posto e l'esonero nello scorso campionato. L'allenatore ha scalzato Zanetti proprio al photo finish. Per De Sanctis si tratta invece della terza esperienza dirigenziale dopo una buonissima carriera da portiere. È stato team manager e vice direttore sportivo della Roma, poi nel 2022 diventa il direttore sportivo della Salernitana, ma il 22 dicembre 2023 viene annunciata sul sito ufficiale del club la rescissione del contratto. Ora la sua nuova esperienza con il Palermo. Adesso a Catania il DS Faggiano si presenta alla città e ai tifosi, tracciando anche l'identikit del nuovo allenatore. Francesco Triolo. Le parole del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano nel corso della sua presentazione ufficiale hanno tracciato il percorso che la società rossa-azzurra seguirà nelle prossime settimane. Il Catania vuole mettere le caselle del mosaico al loro posto al più presto possibile per avviare la stagione a metà luglio con il ritiro ad Assisi, almeno col 70% della squadra già fatta. La prima tessera da incastonare è quella dell'allenatore, qui le novità potrebbero arrivare già la prossima settimana, perché Faggiano non ha smentito né nascosto l'interesse per Domenico Toscano, ma ha evidenziato come ci siano anche le difficoltà per tesserare un tecnico già sotto contratto con un'altra società. Toscano ne sta parlando col Cesena, dovrebbe liberarsi a breve dal vincolo e già nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Sul tavolo di Toscano però ci sono altre 2 proposte, quella del Padova e quella del Vicenza, ma dipende qui da come finirà la finale di ritorno dei playoff. L'allenatore deve essere prima motivato a venire ad allenare il Catania. Per prima cosa. Seconda cosa, che va di pari passo, deve avere delle nostre caratteristiche. È logico, io grazie a Dio qualche allenatore l'ho avuto, più stai nell'area degli altri, più hai facilità nell'andare in porta.
Poi c'è il discorso giocatori, motivati, con contratti non pluriennali per evitare di pesare eccessivamente sulle casse della società e che soprattutto siano funzionali al progetto tattico del nuovo allenatore. La parte tecnica è fondamentale, non è importante, però devono avere queste caratteristiche, devono piacervi a voi popolo, a me popolo, perché io posso pure perdere, però c'è modo e modo di perdere. Allora la mia squadra deve sudare fino alla fine, e se suda fino alla fine io, Grella, Pelligra, il presidente Bresciano, saremo sempre vicino a loro. Tutto naturalmente e necessariamente dipenderà dal nome del nuovo allenatore, il prossimo passo del direttore sportivo Faggiano. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque il telegiornale finisce qui. A tutti grazie per averci seguito e buona serata.